Approda in Parlamento la bagarre Mose con i lavoratori Comar, cioè gli addetti al sollevamento delle paratoie senza stipendio da tempo in attesa da altrettanti mesi della cassa integrazione. A incontrarli nelle scorse ore, recependo le loro istanze, il deputato veneziano del PD Nicola Pellicani, che a Roma dice si farà portavoce della difficile situazione che complessivamente con Tetis e Consorzio Venezia Nuova vede coinvolte ben 300 famiglie. Perché c'è una situazione gravissima, i lavoratori sono o in cassa integrazione, non recepiscono lo stipendio da mesi, i cantieri sono fermi. Sul futuro dell'opera faraonica, dei costi elevati, non di meno per la sua manutenzione, il rischio più che concreto è il ritorno dell'acqua alta con le dighe mobili ferme. Così in sintesi sempre il deputato PD. Il mondo crede che il Mose funzioni, in realtà è tutto ancora in alto mare e quindi abbiamo raccolto tutte le istanze, le giuste istanze dei lavoratori. A lavori fermi con il contenzioso sempre più articolato, i lavoratori senza stipendio, le ditte incaricate si preparano a nuove iniziative e mobilitazioni.